Amici bellini, sta succedendo di tutto in questa vigilia di Napoli, di Milan-Napoli, perché quando non c'è la conferenza è difficile parlare, però sono usciti convocati, quello che sta succedendo, noi dobbiamo guardare anche le altre, cominciamo. Allora, io comincio, prima di tutto, Diego Leone. Benvenuto sul canale, come tutti i nuovi iscritti, vi ringrazio tantissimo, state sul pezzo e adesso questo è il momento proprio di stare tutti uniti, lo richiedo a gran voce, lasciamo i like, quelle sono cose mie di cortesia, ma dobbiamo essere uniti perché, per esempio, le polemiche che stanno succedendo per Jolie, e io comincio adesso a chiamarlo Jolie e non Golir come per Fizio lo stavamo chiamando, dovrebbero unirci tutti, e anche lì vedo qualcuno che dice ma quando mai non è, e invece no, è quella cosa lì, quando si rizze, quando dice hai rubato, non ti senti di aver rubato la vittoria, rubato i voti, mamma mia. E questo io spero che possa unire tutti, perché le polemiche, chi ama De Laurentiis, chi odia De Laurentiis, cerchiamo di trovarci nel mezzo, no? Cerchiamo di capire il personaggio e di andare avanti nella speranza che il campo possa parlare e ci possa far divertire. Il campo che ci ha fatto divertire l'anno scorso e ha fatto fare i fegati marci a tutta Italia, dobbiamo essere onesti, e prima il calcio e mo poi nella musica, e insomma stanno veramente un po' tutti non bene, però il campo poi è sovrano e io voglio fare anche un po' di autoironia, perché quando mi chiamarono per il podcast di solo per la maglia, io dissi la lotta per il quarto posto, dissi questa cosa qua, ascoltiamo. È quella che prima viene in mente rispetto alle altre. Mourinho è uno che sa cosa significa lottare per queste posizioni e ha l'esperienza per tenere i giocatori protetti da qualsiasi ambiente. Hanno fatto una partenza clamorosamente al ribasso e comunque non si è parlato né di esonero, lui comunque con la squadra quarta in classifica subito facciamo fuori l'allenatore, quindi lui ha queste capacità di proteggere tutto l'ambiente. L'incognita vera della Roma è la tenuta fisica di giocatori che però hanno dei numeri, hanno dei colpi. Se Dybala e Lukaku fanno tutto il campionato sono una coppia invidiabile. Insomma è una squadra che secondo me, se non ha problemi fisici, dobbiamo guardarci le spalle. E non solo le spalle, però al di là della cosa dei problemi fisici, abbiamo visto anche che con un nuovo allenatore, adesso sta ancora giocando, mentre sto facendo questa registrazione la Roma è fine primo tempo ed è già una partita con diversi strascichi, polemiche, perché non potrebbe essere calcio senza strascichi e polemiche. Signori, abbiamo detto che magari qualcuno dice ma quello ha affrontato squadre scarse. Anche affrontare squadre scarse che ti dà entusiasmo non è male, perché una delle cose che si potevano dire a De Laurentiis, e secondo me anche lui, lì siamo d'accordo penso tutti, a quel punto nel momento in cui non ti convinceva non era il caso di aspettare ancora con Garcia e potevi farlo fuori prima, visto che oramai era fatto fuori a prescindere, lo facevi fuori prima in modo tale che Mazzarri non aveva un impatto così tremendo con squadre pazzesche tutte insieme, e dovevi affrontare la Champions e dovevi affrontare Atalanta che andò bene, poi l'Inter, la Juventus, insomma tutta una serie di partite che uno le vuole guardare con il senno di poi, dice vabbè magari hai fatto benino, ma le vittorie poi aiutano a dare entusiasmo. Hai esonerato Mourinho, hai dato a De Rossi 3 partite tra virgolette abbordabili. De Rossi si è messo lì, ha fatto giocare a pallone questa squadra. C'è sempre quell'immagine di Dybala che segna il 3-0, si va a prendere il pallone e lo mette a centrocampo, vogliamo giocare ancora, non è che perdiamo, vuol dire che si divertono tantissimo. Adesso c'era l'impatto con l'Inter, a fine video capiamo se l'Inter effettivamente la recupera o no, però è un pericolo serio, una Roma che invece di metterla in caciara con Mourinho sempre a parlare di se stesso, delle polemiche, è una Roma che gioca a pallone, è una Roma che gioca a pallone con i giocatori che hanno, che su qua sottoscrivo me stesso, hanno dei colpi, hanno aggiunto Angeligno nel roster che è importante, il difensore quello della Juventus, e insomma è una squadra veramente temibile, giocano anche a calcio e si divertono. Prima della Roma nel frattempo
con uno screenshot. Io questa è la copertina del video perché l'ho guardata la partita. Gaetano si è preso la squadra sulle spalle. Io ho guardato, ho visto un giocatore che indicava leader in campo, trequartista puro, veniva a prendersi il pallone, indicava i compagni, si è preso tutti i calci di punizione, i calci d'angolo, poi fa un gol bellissimo di una qualità eccezionale, ancora forse se ci ragioniamo ancora più preciso, più nell'angolino rispetto al gol di Kvara. Fantastico. Non è bastato, e mi fermo un attimo perché il forno sta suonando. Non è passato, dicevo, perché Provedel, insomma, la Lazio contropiede, poi una partita equilibrata, onestamente. La Lazio la svanga, un Cagliari bello, orgoglioso, che comunque si buttava, ci ha cercato la vittoria a tutti i costi. Non è bastato. Bello vedere Gaetano protagonista. Speriamo che Traoré faccia veramente un grande exploit e venga utilizzato e ci rendiamo conto se può essere riscattato, se ne vale la pena, altrimenti forse aveva più senso mantenere uno del tuo vivaio, dargli un pochino più di minutaggio. Non vuoi utilizzare minutaggio, non vuoi più utilizzare Zielinski, poi ne parliamo di Zielinski, c'è un'altra cosa che sto parlando di Zielinski. Insomma, la Lazio ci scavalca e quindi siamo costretti. Vedete, io vi dicevo, un pareggio pure potrebbe andare bene con il Milan, visto che la situazione così. Ragazzi, dobbiamo vincere, dobbiamo proprio, lasciate tanti like ben auguranti, perché veramente dovremmo vincere, altrimenti la situazione diventa pericolosa. Ci vediamo appena faccio girare lo schermo, così finisce la partita con la Roma. E con il gol di Bastoni noi, non dico tiriamo un sospiro di sollievo, però almeno non vediamo poi la Roma che battere l'Inter. Gli ultimi minuti stanno succedendo. Parliamone velocemente. Analisi tattiche, ci spostiamo, classifica e anche calendario, perché poi il calendario, il cosiddetto quando in questo momento sta finendo la partita, non può succedere. È successo veramente di tutto, perché Thuram poi è autogol di Angeligno quell'altro, però il gol che fa Thuram non è affatto banale, non era facile prenderla con la punta che poi non la butti fuori. Insomma, l'Inter ha dimostrato uno strapotere fisico e anche tecnico incredibile. Però io vi dico una cosa, io non credo che la Roma esca ridimensionata da questa sconfitta, anzi, Sommer protagonista su Lukaku, su un tiro di Spinazzola, un campo difficilissimo perché ha piovuto a dirotto per tutta la partita. Secondo me la Roma perde con l'Inter e ci sta, però restano secondo me convinti della loro forza e del percorso che stanno facendo con De Rossi. Vediamo quello che succederà. Sassuolo-Torino interessa, però interessa perché noi dobbiamo recuperare col Sassuolo, il Torino dietro di noi, c'è Bologna-Lecce, Genoa-Atalanta e la classifica parla chiaro. L'Inter ciao perché l'Inter ciao proprio è proprio, hanno dimostrato proprio, ragazzi, sì, potete sbattervi quando volete voi, ma attaccano in 15, non hanno paura di riaggredire, di stare sempre alti, perdono palla e tu non puoi fare niente perché stanno tutti ben messi in campo, altissimi, ti vengono addosso, sono veramente impressionanti, bisogna essere onesti. L'Atalanta sta là 39, la Roma resta a 38 e meno male sotto un certo punto di vista, Lazio a 37, il Bologna a 36, il Napoli a 35 e la Fiorentina, il Torino. Ragazzi, è veramente dura, ma perlomeno l'Inter ha fatto il suo dovere da capolista che sta ammazzando questo campionato e ha dimostrato che anche una squadra in grande forma come la Roma non rappresenta un problema, si mettono là. Poi vogliamo polemizziamo. Secondo me il gol di Acerbi è giusto non annullarlo, perché sì, Thuram è vicino Rui Patricio, ma da quello che ho visto è più ostacolato da Mancini che non da Thuram. Thuram non fa assolutamente niente per dare fastidio a Rui Patricio, quindi per me anche l'utilizzo del VAR in questo caso è ben fatto, nel senso, abbiamo il dubbio, facciamo vedere all'arbitro che è quello che deve decidere, non deve decidere il VAR a prescindere, l'arbitro vede, decide e conferma. Secondo me così va utilizzato e speriamo di poter vedere decisioni del genere. Io da esterno veramente, anzi mi conveniva onestamente che vincesse l'Inter, però la vedo una decisione corretta. Da New York, Valerio Fluido è tutto, i like, veramente dobbiamo stare uniti perché Jolie, uniti nel nome di Jolie. A me non mi piace, vi dico la verità, non mi fa impazzire la canzone di Jolie, nemmeno lo stile, perché poi non mi fa impazzire, però è da vincere. A questo punto, in questo vorrei perché il campanile, andatevi a vedere la poesia di Nino Taranto sul campanilismo e capirete tante cose.